perdere, io smentisco categoricamente queste illazioni. Siamo pronti? Primo numero, vediamo chi ce l'ha. 75, Pulcinella. Eccolo, eccolo, eccolo. Io ho dei cartelli che ho fatto fare appositamente. 75, Pulcinella. Ecco, un numero scabroso. 16, Ocul. 16, il culo. Mia figlia mi passa i cartelli ogni numero che esce. Il culo, però a questo punto io racconto il primo parassiello sul culo, no? Perché voi sapete che il culo, insomma, è la sede di un sentimento diffuso, di un valore che noi che è umazza, la fortuna. La fortuna è un sentimento che, come sapete, alberga in un luogo preciso del corpo, cioè nel culo. Che volgarità, no? Tant'è vero che a Napoli più grosso è il culo, maggiore è la fortuna che attrae. Tenono culo tanto, tenono culo di questa maniera. Tenono culo quanto è porta Capuana. Ecco, torna di nuovo la nostra Capua, ok? Ma voi direte che volgarità, non lo è affatto. Il primo a sostenere che la fortuna fosse nel culo fu niente proprio di meno che Ippocrate, pensate un po', il padre della medicina moderna, quello a cui tutti i medici devono il giuramento di Ippocrate. Bene, lui 3000 anni fa, Kos, Ippocrate, quest'isola greca, sosteneva che alcuni valori, alcuni sentimenti umani risiedono negli organi del corpo. Per esempio, diceva la memoria è nel cervello, e ci aveva ingarrato grosso modo. L'amore nel cuore, eppure ci aveva ingarrato. Ma diciamo, il coraggio nel fegato, e infatti ancora oggi noi diciamo, oh, hai avuto fegato, c'è voluto fegato per fare sta cosa. La paura nei reni, e infatti ancora oggi diciamo, stai pisciato sotto la paura, con decenza parlando, e infine la fortuna è nel culo, e questo semanticamente si spiega perché chi ha tanta fortuna, diceva Ippocrate, magari non è costretto a lavorare, passa molte ore seduto e il culo gli si fa grosso, quindi grande culo, grande fortuna. Non l'abbiamo detto noi napoletani, ma lo diceva Ippocrate. E andiamo avanti, aspettiamo la quaderna, è ancora presto, è ancora presto. 22, oh pazzo, grazie. 22 il pazzo, vediamo chi ce l'ha e andiamo avanti. 14 l'ubriaco, 14 l'ubriaco. Ecco, sull'ubriaco vi racconto una paraustiel, no? Perché io non ho detto una cosa, voi sapete, quando un napoletano sta per dire qualcosa che può risultare sconveniente a chi ascolta, no? C'ha un sistema infallibile, basta che dice con decenza parlando. Quando hai detto con decenza parlando, il napoletano stappo. Quindi lo dico, sebbene l'artista c'ha la licenza poetica, ma è meglio che diciamo, va? Così nessuno si senta offeso. L'ubriaco, mi viene in mente un parassielo sul vino. E da poco, insomma, il vino novello è già uscito, è pure finito, insomma, ora sta nelle botti a maturare. Ma se vi dicessi che c'è un modo di dire napoletano per dire finiamola qua, chiudiamola qua, eliminiamo tutti i motivi di contendere, noi sfruguliamo a Mazzarella e San Giuseppe, si usa dire a Napoli l'uamma frascamiese. Sì, in realtà l'uamma frascamiese viene proprio dal mondo del vino. Sapete perché? Quando arrivava il vino novello, le osterie napoletane, per annunciare al viandante che c'era disponibilità di vino, mettevano un ramo fronzuto all'esterno dell'osteria, a frasca, no? Quando la sera ormai il vino era finito, e quindi per evitare anche che la gente si fermasse inutilmente, ma per evitare soprattutto eventuali inopportune contestazioni che potevano sorgere, insomma, perché il vino era fornuta, l'oste diceva al ragazzo, voglio l'uamma frasca miez. E questo appunto si estese a ogni qualvolta, a ogni situazione in cui potrebbe nascere un malinteso, una contestazione, e quindi l'uamma frasca miez. Però ovviamente, se è vero quindi che la frasca era il primo modo per pubblicizzare il vino, c'è un altro detto che diceva o vino buono n'ha bisogno frasca. Eh sì, perché quello si pubblicizza da solo. E infatti c'era un quartiere a Napoli, c'è un quartiere che si chiama Anfrascata, che è grosso modo Salvatore Rosa via Embriani, la zona dove c'erano le osterie fuori porta. Infatti Libero Bovio in Guapparia canta "I sono innamorati di Margarita, la femmina più bella era Anfrascata". E lei. Andiamo avanti, andiamo avanti. 27 il cantariello, il cantero, eccolo qua. 27.
Vabbè, ci siamo quasi, no? Immagino, no? La quaterna siamo ancora lontani. 83, umano tempo. L'allerta gialla, allerta rossa, allerta nera, insomma, qui ormai fra colori, fra allerta e zone gialle, rosse e verdi, non si capisce più niente. Siamo stati per qualche minuto oggi giallo, ma siamo di nuovo ritornati arancione, quindi stiamo a casa nostra e giochiamo a tombola. 34 la capa, capa, dammelo. Eccolo, la capa, e sulla capa mi fermo di nuovo, no? Mi fermo di nuovo perché sto pensando male capa, all'emicrania, questo è un mio cavallo di battaglia. Voi sapete che Napoli c'ha un protettore principale che si chiama San Gennaro, che sono 1700 anni che lui è saldamente seduto sul trono di protettore della città. Tuttavia, i problemi in Napoli sono assai, e tutta la provincia ovviamente, e allora San Gennaro si è dovuto far aiutare da una serie di coprotettori, 5, 10, 15, siamo arrivati a 52 coprotettori. Pensate un po', Napoli c'ha 52, il numero più alto d'Italia di coprotettori, 52. Pensate che Venezia è la seconda città come numero di coprotettori, ne tiene 25, cioè ne abbiamo messo proprio la coppa. Sant'Emidio la protegge dai terremoti e ogni tanto qualcuno si fa scappare. Santa Irene la protegge dai fulmini, Sant'Anna e Santa Patrizia gravidanza e parto, ce ne sono, San Biagio per le malattie del collo, Santa Lucia per gli occhi, Santa Candida per le malattie corporali, ne abbiamo uno che si chiama Sant'Aspreno che protegge solo dei mali capa. Pensate che ricchezza, cioè l'emicrania, chi ha l'emicrania. Infatti per 2000 anni i napoletani afflitti da emicrania non avevano alternative che affidare, fino a quando ne hanno inventato l'Aulino una Novalgina, non avevano alternative che affidarsi alla protezione di Sant'Aspreno. Sant'Aspreno, sapete, guarito da San Pietro nel 50 d.C. sulla via di Roma, è una storia meravigliosa. Sant'Aspreno c'ha la chiesa a Piazza Borsa a Napoli, è proprio a via Sant'Aspreno. Lì c'è la chiesa di Sant'Aspreno al porto, nell'ipogeo sotto ci stanno delle reliquie di Sant'Aspreno all'interno di un pertugio, di un foro. Chi teneva male capa da 2000 anni bisognava che si rapasse i capelli a zero, cioè si faceva un carus e poi andava a Sant'Aspreno a mettere la capa in do purtus. E nasceva una canzoncina che quelli un po' più anziani di noi si ricorderanno, no? Quando tagliavamo i capelli, nonna ci teneva sulle gambe e cantava Carusa, mallusa, nietta capi in do purtus, caescio scarafone e teroso come l'one. Vedete queste canzoncine che traevano proprio dalle pratiche quotidiane di guarigione. Vabbè. Immaginate oggi se una nonna cantasse una canzoncina del genere a un nipote, no? Scarafone, chiamerebbero subito telefono azzurro, polizia, carabinieri, è tutto completamente cambiato. 81 i fiori, 81 i fiori. Eccolo qua, eccolo qua. Ma tra le altre cose, poi con decenza parlando, la nonna, quella che ci cantava, quando ci tagliavamo i capelli, ci cantava Carus, Mallusimi e Tacavi in do purtuse, no? Ma quando vi ricordate quando perdevamo il dentino davanti qua, no? Quando tenevamo la finestrella, no? La nonna ci teneva sulle gambe e ci cantava una canzone che oggi sarebbe considerata blasfema. La ricordate com'era? Scugnata senza riente, va in culo a zi Vicenza, scugnata senza mola, va in culo a zi Nicò. Mo, se a nonni prima, no, Carusa arrestavano, che sta nonna a capo la mandano in esilio praticamente all'estero. Ma 1481 allora... è Ambo? Io sì, ho 1481. Sì, è Ambo, ma noi cominciamo i premi dalla quaterna, quindi aspettiamo la quaterna per i premi, il primo premio. Okay. Quindi Ambo Eterno non dice nulla. No, perché altrimenti sarebbe stato complicatissimo. 77 Riavulil, il diavoletto, e qui ovviamente omaggiamo uno dei diavoli napoletani, diavoli santi, che era Diego Armando Maradona. Chilleno Riavulil, e c'è Maradona, meglio per lei, eccetera, eccetera. 77 non l'ho fatto vedere, eccolo qui, i diavoletti.